Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Gli agenti della Digos, della questura di Udine, hanno denunciato 3 persone legate al movimento contrario ai vaccini per il Covid per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Durante il mese di dicembre erano comparse sulle mura di numerosi edifici della città scritte dal carattere Novax. È stato possibile risalire agli autori del reato, un uomo e una donna, grazie all'acquisizione di diverse immagini che li ritraevano nell'atto di imbrattare i muri ed allontanarsi a bordo di un'auto. L'identificazione è stata possibile perché gli uomini della squadra volante li avevano precedentemente controllati a bordo dell'auto utilizzata e presente nel video, sanzionati perché si rifiutavano di indossare la mascherina. Contemporaneamente a Cividale gli agenti del commissariato intervenivano per delle scritte analoghe a quelle sopra citate e per la segnalazione di volantini con il logo del movimento Novax. Anche in questo caso, attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti riuscivano a identificare l'autore degli atti. Le perquisizioni che hanno seguito i 2 episodi hanno portato al rinvenimento e al sequestro di bombolette spray, volantini e adesivi di diverso formato e dimensioni contenenti il logo del movimento e i capi d'abbigliamento utilizzati dagli autori degli imbrattamenti.